Ringrazio voi naturalmente in primo luogo per un giorno di festa, magari dedicato ad altre cose, avete lasciato gli impegni pregressi per essere qua con me. E ringrazio naturalmente Davide, ringrazio Alba, perché io non ho fatto quasi nulla, devo riconoscere, hanno fatto tutto loro. In generale Davide e nel momento particolare che qua ci vede questa sera gradevolmente riuniti Alba. Si parla di siciliani in prima battuta e poi nell'ambito di questo più vasto tema si parla di musica. Io sono nato a Palermo e per la verità fin da bambino, quando ero in fasce, le fasce non si usano più da decenni credo, però ancora si dice in fasce. Fin da quando ero in fascia sono venuto qua perché c'erano i nonni, ma venivo d'estate. D'inverno i nonni stavano a Palermo e quindi io stavo certamente più a Palermo che non a Messina. Quando stavo a Palermo andavo dai nonni che abitavano nel palazzo Avito, nel palazzo Cutò di Palermo, che come tutti i palazzi aristocratici era nel centro storico di Palermo, proprio a due passi per chi conosce Palermo da piazza Rivoluzione a Palermo detta Terra Vecchia. E così quando potevo, di soppiatto, infilavo la porta e andavo per la strada a giocare. La cosa con i ragazzini che trovavo per la strada, non lo so se esiste una parola siciliana, esiste una parola napoletana, gli scugnizzi. Non sono riuscito a trovare un termine siciliano che traduca così bene il concetto come quella parola napoletana che ho citato. E intanto mi ha giovato moltissimo, perché vi dirò, giocare con le scarpette di pelle lucida, i calzettoni fino a sotto il ginocchio, i pantaloni 2 dita sopra il ginocchio con i bottoncini di lato, la camicia di seta col colletto rotondo ricamato, con chi invece non aveva scarpe ai piedi, aveva una sola bretella di traverso che gli teneva i pantaloni, e quando non ci fossero addirittura situazioni peggiori, queste erano famiglie che vivevano nei catoi, fatti di una sola stanza dove vivevano insieme persone ed animali, dove non si può dire che fossero ambienti umidi, erano impregnati d'acqua. E ricordo che qualche volta i bambini piangevano perché avevano fame e le mamme, nulla avendo da dargli da mangiare, spartevano corpi cucchiari. Ecco, io lì ho imparato il palermitano, perché con costoro non c'era altro mezzo di comunicare, penso che dicessero poche parole in italiano, poi qualcosa forse hanno imparato a scuola, quelli che ci andavano a scuola. E così lì ho imparato il siciliano e mi diletto ancora ogni volta posso di parlare il siciliano. Non so chi di voi in quell'occasione era presente, ma quando si è sposata mia figlia Nicoletta, più di 10 anni fa, il menù era tutto scritto in siciliano, con sottotitoli in italiano. I sottotitoli derivavano dal fatto che il marito era di Roma e quindi non avrebbe capito cosa mangiare. Ma in altre occasioni, non so chi di voi c'era quando è venuto Carlo Verdone, qua pure abbiamo fatto un piccolo trattenimento, il menù era tutto scritto in siciliano. E ricordo
la figura di un cugino di mio nonno, il principe di Niscemi, Corrado, detto Cocò, che ebbe l'opportunità di condurre una vita come si era persa da tempo nell'aristocrazia palermitana, perché aveva sposato un'americana di Filadelfia ricchissima ed era il proprietario di quella villa che a Palermo ora è del comune, e il comune la utilizza come sede di rappresentanza, Villa Niscemi per l'appunto, forse l'avete sentita dire. Ecco, Cocò, così veniva chiamato, erano cugini con mio nonno perché il nonno di mio nonno e il nonno di Cocò erano fratello e sorella, quindi erano anche abbastanza vicini. Cocò non ha mai parlato in italiano. Cocò parlava o in siciliano o in inglese. Non ha mai pronunciato una parola in italiano. Ecco, quindi io dentro questa atmosfera mi ci sentivo. Quando Davide mi ha proposto di aderire alla sua iniziativa, per la quale avrei voluto fare molto di più di quanto in effetti non sto facendo, sono stato raggiante, perché la sentivo come una cosa mia. A questo si aggiunge poi la componente musicale. Io di musica non so quasi nulla. Ogni tanto lo ascolto, ma da profano, no? Sono anche un cattivo uditore, addirittura, figuriamoci se ho capacità più eccelse. Ma ho delle tradizioni familiari, sia per parte di madre che per parte di padre. Per parte di madre perché la nonna di mio nonno, la principessa Giovanna Filangieri, decima principessa di Cutò, aveva una madre, e la madre era una cantante del Teatro alla Scala, che conobbe Alessandro. Alessandro era il figlio del viceré Niccolò, era un tipo piuttosto vivace, ecco. Si dilungava in amori di vario tipo, anche dopo il matrimonio con una marchesa napoletana, ma non valse il matrimonio a mantenere saldo il sentimento, perché Alessandro una volta era al Teatro Carolina, almeno così mi raccontavano, pare che invece fosse a Messina. L'incontro pare che fosse avvenuto a Messina, ma a me mi raccontavano a Palermo, e quindi io ve lo racconto così come me lo raccontavano. A Palermo il cugino di Alessandro, cioè del figlio del viceré, lo portò con sé al teatro, perché a teatro facevano l'ultima opera di Bellini, I Puritani e i Cavalieri. Pensava già dal titolo che potesse coinvolgere questo cugino così disco. Il cugino si chiamava Giuseppe, era figlio di Diego, fratello della madre, Pignatelli Aragona Cortez, che sono una delle più importanti famiglie aristocratiche d'Europa, e così lo portò con sé, sperando che già dal titolo si trovassero condizioni per potergli poi dire: hai visto, tu non sei un puritano ma sei un cavaliere, cerca di acquisire a quella di cavaliere anche la qualità di puritano. Non fu così, perché Alessandro vide Teresa, di 20 anni più giovane di lui, soprano in quell'opera, gli piacque molto. Io penso che almeno in un momento iniziale fu solo un'attrazione fisica, ma quella sera stessa con una carrozza da nuovo si persero nei vicoli di Palermo. Sembrava che fosse una fuga d'amore come tante, ma invece ne nacque un amore granitico che fu in condizioni di resistere sia, come è logico, alle azioni della moglie tradita e della famiglia della moglie tradita, sia addirittura del re. Il re era Francesco nel frattempo e poi divenne Ferdinando II,
perché il matrimonio lo avevano voluto in Borbone e quindi sembrava che fosse un'onta. Ma ancora di più da parte del suocero, il viceré, il quale riteneva assolutamente inimmaginabile che un principe di Coutances potesse avere una storia con una ballerina di ceto estremamente modesto, forse nemmeno piccolo borghese, addirittura popolare, di Milano. Fece un intervento particolarmente pesante quando diseredò il figlio, dicendo che tutti i suoi beni non erano roba da poco, i beni di un viceré, come è facile immaginare, sarebbero andate alla Civitas di Santa Margherita, che oggi si chiama Santa Margherita di Belice, ma allora no, perché Santa Margherita c'era quella sola, poi si aggiunse di Belice per distinguerla da altre Santa Margherita post-unitarie, penso a Santa Margherita Ligure per esempio, perché pensava che minacciando il figlio, che tutto sarebbe andato al figlio legittimo, io dico legittimo ma allora nemmeno si diceva, perché i figli illegittimi contavano meno del gatto di casa, sperava di poter avvicinare marito e moglie perché potessero avere un figlio al quale sarebbe andato l'immenso patrimonio del nonno. Ma la cosa non funzionò, anzi poco dopo Niccolò, il viceré, morì, e poi morì anche Maddalena, la moglie, e così Alessandro sposò Teresa. Quasi come in una fiaba, Teresa da ballerina e poi cantante del Teatro alla Scala divenne principessa di Coutances. Ecco, da Teresa e Alessandro nacque Giovanna, che poi non era così lontana perché era la nonna di mio nonno. E quindi c'è questo ascendente musicale per parte di madre, perché sto parlando dei miei antenati per il lato materno, ma ce n'è anche uno per il lato paterno, perché mio padre aveva una madre come tutti che si chiamava Scimemi e che era figlia del professore Erasmo Scimemi, professore fu anche preside della facoltà qua di medicina a Messina. Era oculista e aveva sposato Diana Favara, la sorella di Alberto Favara. Infatti ho anche dei manoscritti, dei documenti che mi sono pervenuti da questo lato della famiglia. Qualche volta, se Alba è così buona da concedermi la sua attenzione, li tiro fuori e te li faccio vedere. C'è anche un manoscritto. E così non ho nessuna personale capacità musicale, ma vanto queste due tradizioni familiari sulle quali, sulla prima, quella di Teresa, già mi sono soffermato perché ho fatto un libro che ho presentato qua tempo fa, mentre su Alberto spero di potervi avere di nuovo, Alberto Favara naturalmente, spero di potervi avere tutti qua, perché bene si collega alle cose di cui parliamo, dal momento che Alberto Favara non si occupò di musica in generale, ma si occupò di musica siciliana, e quindi bene si inserisce nel filone che ora, grazie a Davide Liotta, stiamo lanciando con la convinzione di poter anche ottenere il risultato di un riconoscimento del titolo di lingua al siciliano. Grazie. In questo luogo abbiamo, dopo la pandemia, organizzato tante attività, proprio perché il teatro che noi gestivamo ovviamente era chiuso e per cui si è creato un forte legame. Ma andiamo alla serata di questa sera. C'è un concerto e c'è un concerto di grande prestigio, ma non è solo un concerto, è anche un concerto. Perché? Perché questo evento musicale viene inserito all'interno di una iniziativa che ha degli obiettivi specifici, che nasce da motivazioni specifiche.
E nonostante molti di voi mi hanno già ascoltato negli eventi precedenti, per cui si annoieranno, vedo qui Marcello e Peppino in seconda fila che non ce la fanno più, ma ci sono tanti che non conoscono il perché è stata strutturata questa iniziativa. Il tutto nasce da un laboratorio teatrale che noi dell'Associazione Culturale RB abbiamo strutturato a inizio del 2023. Da un'idea di Vincenzo Tripodo, che è qui con noi, che è un attore, regista sia cinematografico che teatrale, e ci ha proposto un laboratorio teatrale sul 12° canto dell'Odissea, per intenderci quando Odisseo attraversa lo stretto di Messina. Corre il rischio di ballare le telecamere passando di qua e di là? Vabbè. Ma la caratteristica di questo testo è che è stato tradotto direttamente dal greco al siciliano, e l'approccio a questa esperienza è stata particolarmente ostica in una fase iniziale, cioè avevamo difficoltà ad aderire all'iniziativa per i vari motivi che caratterizzano l'approccio al laboratorio teatrale: fare la memoria, salire su un palcoscenico, e a queste due difficoltà si è aggiunta la lingua siciliana, perché non siamo abituati, perché sin da piccoli, sia a scuola che a casa, se parliamo in siciliano, se parliamo in dialetto, veniamo additati come ignoranti, e dunque tendenzialmente viene repressa la possibilità di potersi esprimere con questo linguaggio. Ma grazie a Vincenzo Tripodo è riuscito ad affascinarci, e abbiamo fatto un viaggio bellissimo. Abbiamo scoperto una potenza espressiva della nostra lingua, del siciliano, che va esplorata, va conosciuta, è un'esperienza che va vissuta. Proprio qui a Villa Cianciafara abbiamo messo in scena una pillola di 8 minuti, ed è stata un'esperienza magnifica, è stata all'interno di una presentazione di un libro. E questa esperienza è stata notata da un mio caro amico che è un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo mio caro amico, Aurelio Latorre, era da anni che stava lavorando alla possibilità di poter innescare un meccanismo legato al recupero della dignità della lingua siciliana. Ne abbiamo parlato. Mi ha messo a conoscenza di 2 fatti che io personalmente li ho vissuti indignandomi, e che mi hanno motivato a intraprendere il percorso che stiamo effettuando. Quali sono questi 2 fatti? Nel 2009, durante il periodo del governo D'Alema, fu varata una legge che tutela le lingue vulnerabili, per intenderci le lingue a rischio di estinzione, e sono 12 le lingue che rientrano sotto l'egida, sotto la protezione di questa legge. Tra le lingue regionali delle regioni a statuto speciale c'è soltanto la lingua sarda e la lingua friulana, poi ce ne sono altre, il ladino, l'albanese, sono in tutto 12. Io ho pensato, allora significa che la lingua siciliana non è a rischio di estinzione, se quella legge non la tutela, non la protegge. Non è così. Le statistiche, anche effettuate dagli accademici, dai linguisti, mettono in evidenza che di generazione in generazione perdiamo vocaboli, perdiamo i modi di dire, per cui è una lingua che tende a sparire. Per cui mi sono indignato: ma perché non è stata protetta la nostra lingua, nonostante la poetica siciliana, tradizioni e valori notevoli? Secondo motivo: nel 2011 la regione siciliana ha emesso una legge che istituisce per ogni scuola di ordine e grado la possibilità di fare 1 ora a settimana di lingua siciliana. Bene, questa legge è rimasta a binario morto. Perché?
perché mancano dei passaggi di tipo burocratico, attuativi, per intenderci. Bene, queste due motivazioni mi hanno convinto, forte dell'esperienza che avevo vissuto dal laboratorio teatrale e da questo gruppo che si è creato attorno al piacere di coltivare la lingua siciliana, abbiamo immaginato di accendere i riflettori su questo tema e di farlo con una prima iniziativa che è stata quella dell'organizzare una tavola rotonda nell'aula magna dell'Università di Messina il 26 di settembre, ma soprattutto di coinvolgere tutta una serie di realtà della nostra comunità. E tra i primi che hanno aderito sono i due licei di Messina, il liceo classico La Farina, e ringrazio la sua dirigente che questa sera è qui. Non ho visto Giovanna De Francesco, mi ha detto che doveva venire, la dirigente del liceo classico Mauro Rico, e loro hanno aderito immediatamente, nonostante in quanto liceo classico è ovvio che coltivano l'italiano, ma infatti questa nostra iniziativa non vuole esautorare la lingua nazionale, assolutamente no, vuole mettere l'accento sull'identità, su un processo culturale identitario. E a questo proposito desidero evidenziare un aspetto parlando di identità. È necessario farlo perché in questi giorni sono stato approcciato da alcune organizzazioni di tipo scissionista, movimenti politici che magari fanno leva sull'identità della lingua per poter portare avanti altre strategie politiche. Ecco, ne approfitto per dire in modo chiaro che noi non abbiamo nulla a che vedere con questo genere di movimenti politici. La nostra vera idea è quella di valorizzare la nostra cultura siciliana. E i risultati di questa tavola rotonda, il consenso che abbiamo ottenuto di questa tavola rotonda ci ha portato a organizzare la settimana della lingua siciliana. Abbiamo strutturato 11 eventi in una settimana, dal 27 novembre al 3 dicembre, e anche qui coinvolgendo diverse realtà della nostra comunità. Infatti ci sono stati eventi alla Feltrinelli, alla Mondadori, all'Istituto Comprensivo Isole Olie, al Liceo Classico La Farina, Liceo Classico Mauro Rico, alla Fondazione Albatros, che è un istituto tecnico superiore, un'accademia che si occupa della formazione post-diploma nell'ambito dell'agroalimentare. E proprio la Presidente Antonella Sidoti, che anche lei doveva essere qui ma non la vedo, mi ha detto che sta progettando la possibilità di 2 percorsi formativi in siciliano. Beh, la nostra idea qual è? Quella di riappropriarci anche nel quotidiano della possibilità di poter utilizzare questa nostra lingua, superando il pregiudizio che ne inibisce l'uso, cercando di non percepire l'utilizzo del siciliano come se fosse una vergogna. Queste sono le nostre finalità. La conclusione di questo percorso, di questa settimana, è soltanto una tappa. Il prossimo passo che effettueremo con un gruppo che è stato costituito qui a Messina è quello di partecipare a un convegno che si terrà a Bruxelles il 7 di dicembre, dunque prossima settimana. E il tema è proprio questo. È un convegno organizzato dall'onorevole Ignazio Corrao, che è un avvocato palermitano che da qualche anno si è impegnato su questo fronte, e lui ci è stato vicino il 26 settembre, ci ha raggiunto qui a Messina e ha dato il suo notevole contributo. E per cui questo percorso che abbiamo fatto nelle varie realtà è finalizzato anche a raccogliere contributi e testimonianze per poter arricchire il bagaglio di informazioni utili e funzionali per poter proseguire in questo percorso. Per poter facilitare la divulgazione di questa nostra intenzione abbiamo scelto un partner che sia capace di poter divulgare meglio di altri i contenuti, e abbiamo scelto Todomodo. Questa sera infatti c'è lo staff di Todomodo, arriverà anche l'editore Josep Villari,
E ho scelto Todomodo non solo perché conosco José Virre da tanto tempo, ma perché lui in tempi non sospetti, cioè 10 anni fa, ha incominciato nel suo codice di comunicazione a introdurre la battuta in siciliano e dunque la valorizzazione del nostro patrimonio linguistico. Infatti a me piace pensare che nel prossimo futuro, perché no, anche la Gazzetta del Sud potrebbe una volta al mese fare una rubrica in siciliano, le radio private piuttosto che le emittenti televisive, cioè fare in modo tale che nel nostro quotidiano possiamo utilizzarlo. A nostra parlato, un nostro modo di parlare non è vergogna, non è sinonimo di ignoranza. In questo percorso abbiamo toccato la poesia, la musica di Rosa Balisteri, il teatro di Domenico Tempio, c'è tanto che ci appartiene, e la lingua siciliana, questo linguaggio, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, è un linguaggio che più facilmente arriva al cuore, più facilmente tocca le corde dell'emotività. Vi chiedo, se ne condividete le finalità, di diventare testimoni, diventare divulgatori di questo messaggio. Lo potete fare in 1000 modi, parlandone con le persone care, parlandone con i vicini di casa, chi ha i social magari aiuta alla diffusione di questi messaggi. Io adesso mi taccio, parrai assai e desidero poter dare la parola a chi in questo momento ha la governance di una delle eccellenze del nostro territorio, che so che ha qualcosa di importante da dire, al presidente Egidio Bernava. Egidio, se mi raggiungi qui. Io rappresento immediatamente da dicembre il Conservatorio Corelli e dicevo ad Alba, che è una delle persone che meglio conoscono la realtà in cui vivo ormai, che stiamo lavorando a un progetto didattico, perché è specifico didattico, perché non siamo una società di produzione teatrale, non siamo un'unità artistica, ma siamo un'istituzione di alta formazione musicale, AFAM, un progetto didattico che ci porterà ai primi dell'anno prossimo a una rivisitazione di Pierino e il Lupo in dialetto siciliano. Ho voluto che questa rivisitazione, ho voluto fortemente, che abbiamo voluto, credo il consiglio didattico che diventa fondamentale nelle scelte, che questa rivisitazione avesse due facce, la faccia della traduzione, e per me non poteva non essere collegata alla figura di Jerry Villarroel, che con me in sala, che mi prego, anzi lui ogni volta me lo rivede, se stavo amico di mio nonno, di mio padre, mio, di mio figlio, ero conosciuto pure mio nipote, quindi con la famiglia Bernava c'è una continuità culturale bellissima. E la sorpresa dovrebbe essere la disponibilità che già mi è stata data verbalmente, che questo Pierino e il Lupo, rivisitato Pierino e il Lupo in siciliano, verrà portata in attività prima con il Conservatorio e dopo spero in coproduzione, come sembra, col Teatro Vittorio Emanuele, da Gianfranco Iannuzzo, che ha accettato volentieri dopo aver letto, dice avevo perplessità, mi ha detto Gianfranco, ma dopo aver letto il testo di Jerry sono veramente convinto che faremo una bella cosa per noi, per la città e per la Sicilia. Volevo dirlo in anteprima perché non ho detto, Alba me l'aveva invitato, e vi auguro una bellissima serata con i miei amici. Grazie. Grazie Giulio. Io mi auguro che il tuo esempio possa essere colto anche da altre realtà che si occupano di formazione, perché sono proprio queste realtà che più facilmente possono veicolare il messaggio. Io so che i licei si stanno organizzando, so che è un'istituzione che è disponibile alla città, alla crescita. Benissimo. Fondamentali sono i nostri studenti. Bravo, perfetto. Grazie Gidio. Io adesso però chiamo qui Alba che ha organizzato, che ha curato la realizzazione di questa serata, che ringrazio. Allora, diamo inizio a questa
conversazione concerto che non sarebbe stata possibile senza la generosità del nostro padrone di casa, Amedeo Malandrino, e senza la disponibilità affettuosa dei musicisti che sono qui presenti, che sono in prima fila e che vorrei nominare uno per uno, perché senza di loro non avremmo potuto veramente organizzare questa serata. Allora, comincerei da Roberta Fazio, soprano, se vuole alzarsi. Giusy Costa, mezzosoprano, che avrà anche dei ruoli solistici. Poi abbiamo Martina De Paola, Giorgio Livini, tenore e pianista e clavicembalo e basso e clavicembalista e pianista. E poi Nazareno De Benedetto, che mi segue sempre, tenore e direttore, che davvero mi segue in tutte le avventure musicali più particolari, perché questa serata, che per voi, ecco, spero sia l'occasione per passare piacevolmente il tempo e ascoltare della bella musica, è in realtà un momento di ricerca che ci ha coinvolto per davvero entrare a fondo all'interno di quello che è un repertorio musicale non frequentato, poco noto, e che stasera ascolterete. Ecco, vorrei cominciare proprio agganciandomi a quello che l'ingegnere Malandrino, Amedeo Malandrino, ha detto. Lui ha ricordato un suo, vediamo se riesco ad azionare, ecco, lui ha ricordato un suo parente che è Alberto Favara, ed è da Alberto Favara che deve partire qualsiasi conversazione che riguardi il siciliano nella musica. Voi vedete che ci sono due immagini. Una immagine è quella della copertina dell'opera più nota di Alberto Favara, che sono questi canti popolari poi pubblicati integralmente, postumi, con l'aiuto del suo genero, che è Ottavio Dibì, ma vedete anche che c'è il frontespizio proprio con il nome Cimemi, che è appunto il parente di Amedeo Malandrino che lui ricordava. E questa piccola conversazione concerto non riguarda la musica popolare, però certamente deve partire da Alberto Favara, perché Alberto Favara ha avuto un'intuizione veramente geniale. Era un uomo straordinario, oltre che un etnomusicologo, un critico musicale, davvero un musicista a tutto tondo. Ha fatto scoprire a Palermo le sinfonie di Beethoven, eseguendo nel 1905 la settima, che mai era stata eseguita in Sicilia, quindi pensate, va anche al di là di quella che è la raccolta. Però soprattutto è fondamentale per noi, perché il motivo che l'ha portato a raccogliere oltre 1000 canti, prevalentemente nella Sicilia occidentale più che in quella orientale, è ancora un punto su cui riflettere, un punto di riferimento. Lui raccoglieva questi canti perché voleva dare uno strumento, voleva dare un patrimonio, un materiale ai compositori. Quindi il canto popolare per lui doveva essere la nuova linfa della musica moderna, della musica contemporanea. E questo è bellissimo se ci pensiamo, perché la musica popolare adesso, in fondo, no, è, come dire, un reperto archeologico, nel senso che sono cambiati i tempi, sono cambiati i contesti, non si fanno più quei canti sono diventati archeologia, che si porta alla luce, si incide, si trascrive, eccetera, eccetera, ma defunzionalizzati dal loro contesto. La musica popolare vive veramente nella musica colta. È proprio la musica colta che al suo interno non solo la accoglie,
materialmente, nel senso musiche che entrano dentro la popolari, che entrano dentro la musica colta, eccetera. Ma la musica colta ha fatto suoi degli schemi linguistici, degli schemi metrici, delle caratteristiche, e quindi si è modellata su quella popolare. Per noi musica popolare e musica colta oggi sono due cose in opposizione. Non è stato così nella storia. Nel Medioevo era uno scambio continuo tra musica popolare e musica colta, non si capiva qual era il confine, e appunto adesso si sta, secondo me, un po' tornando a questa idea. L'ultimo brano che ascolteremo questa sera ce lo dimostra, infatti. Allora, la prima cosa da cui vorrei partire è questa frase che mi sembra bellissima e che è stata detta a proposito di un pittore che è Rubens, il quale parlava correntemente 5 lingue perché aveva attraversato l'Europa e aveva vissuto in tutta Europa. Lui era un fiammingo, ma con qualunque persona lui corrispondeva in italiano, perché lui aveva scelto l'Italia e la lingua italiana come patria. Cosmopolita come tutti i fiamminghi, si era dato una patria, e questa patria l'aveva identificata in una lingua, che era la lingua italiana, perché lui era stato in Italia nel proprio anno 1600, aveva assistito alla nascita dell'opera, poi era stato a Mantova, aveva visto Monteverdi, eccetera. Quindi davvero la lingua può essere una patria. Allora, il primo brano che noi ascolteremo è anche il punto di partenza di questo discorso, cioè la musica popolare dentro la musica colta e la lingua come patria, in questo caso la lingua, il dialetto siciliano. Il primo brano che noi ascoltiamo è preso da una raccolta di madrigali di un compositore di cui non abbiamo grandissime notizie, che viene chiamato la Martoretta di Calabria perché era nato a Mileto, ed è un musicista che ha operato al centro della Sicilia, alla corte del conte Francesco Mondada, che aveva come moglie, ha ricordato Malandrino, la famiglia dei Viceré Pignatelli. Ecco, lui aveva come moglie la figlia dei Viceré. A Caltanissetta aveva una corte splendida, perché nel Cinquecento in Sicilia queste corti erano veramente sfarzose. Ricordiamoci che è il secolo in cui arrivano per esempio il Raffaello in Sicilia, i quadri di Raffaello, quindi era una corte che non aveva niente da invidiare al resto dell'Europa. Oltre a pittori, oltre a letterati, naturalmente i nobili nelle proprie corti tenevano dei musicisti, li chiamavano, li pagavano, e a questi musicisti, come nel caso di Gian Domenico Martoretta, affidavano quella che era la loro fama, nel senso che la musica si stampava perché c'era qualcuno che pagava la stampa, che era una cosa costosissima, inimmaginabile. La circolazione era appunto limitata, esemplari preziosi, eccetera. Quindi attraverso la stampa di un'opera un nobile si assicurava l'immortalità, la fama e l'immortalità. E quello che fa il Moncada, Francesco Moncada, appunto dando alle stampe il primo libro, e poi con riferimenti nel secondo libro, di questo polifonista siciliano. La musica colta, polifonica siciliana nasce con questo compositore. Allora, in questo libro di madrigali, destinato a immortalare, e così ha fatto Francesco Moncada, Gian Domenico Martoretta mette all'interno, quasi nascosti, due madrigali che sono in dialetto siciliano. Sono in dialetto siciliano, sono stati scritti, lui dice il nome, da un certo Rizzari di Caltagiruni, no? Dice, e sono dei testi molto interessanti, molto particolari, perché veramente c'è proprio il dialetto davvero. C'è il dialetto davvero in certe parole che voi potete vedere, perché appunto adesso la canteranno, ma voi potete seguire il testo,
e se fosse possibile, ma ovviamente non è questo il contesto, chi sfoglia questa partitura musicale trova dipinta nella musica ogni immagine a cui il testo si riferisce. Per esempio il testo parla di i suoi denti sono perle, no? Le sue labbra sono coralli. Dove i denti sono perle, nella musica notiamo delle note che sono le perle, quindi una cosa estremamente raffinata all'interno della quale per la prima volta veicola un testo, anzi due nel caso specifico, in dialetto siciliano. Quindi ascoltarlo è una cosa veramente interessante e quindi lascio subito agli esecutori lo spazio. Bellissima e moderna. Era un po' dal 1952 che non la sentivi, ma allora l'avevi sentita. Allora, lascio questa diapositiva perché ci interessa questo testo, nel senso che questo testo ci dimostra la presenza di un canone, e cioè il repertorio musicale in dialetto siciliano si sceglie una forma che è l'ottava. Quindi l'ottava, 8 versi che sono decasillabi e che sono, a differenza delle normali ottave che troviamo, che sono l'Orlando Furioso eccetera, tutti a rima baciata. Questa è una forma che viene proprio dalla musica popolare, che viene dai cantastorie, che viene dall'antichità e che, ripeto, diventa lo schema su cui si modella tutto quel repertorio che è in dialetto siciliano. Quindi questa ottava che diventa canzuna siciliana, poi siciliana, poi siciliana, ceciliana,
che niente ha a che fare con Santa Cecilia, ma che al contrario ha a che fare con la Sicilia, diventa veramente il parametro di tutto un repertorio. È bello ricordare che questo tipo di versificazione, questa strofa, è stata studiata e gli esiti sono stati pubblicati da una nostra carissima amica messinese, Santina Tomasello, che ha pubblicato un saggio sulla presenza di questa ottava in quello che è il repertorio siciliano. Fatto sta che siamo nel 1552, ma in pochissimo tempo questi moduli del cantare in siciliano evidentemente devono essere diventati molto noti, tant'è vero che noi troviamo agli inizi del Seicento una raccolta di composizioni carnevalesche fatte a Siena per un'accademia di Siena, infatti si chiamano Le Veglie di Siena, dove proprio all'inizio è un'opera che vuole essere per certi aspetti comica, nel senso durante il carnevale gli accademici si riuniscono, cantano dei testi che sono umoristici e divertenti. Allora, il primo di questi interventi musicali è proprio l'imitazione di un siciliano. Il principe dice: adesso tu, accademico, stordito, eccetera, fammi l'imitazione di un siciliano. Quindi, per dire fammi l'imitazione di un siciliano, vuol dire che da Martoretta in avanti ci dovevano essere state tante cose che magari a noi non sono arrivate, ma che avevano determinato un tipo musicale, quello che canta il siciliano. Però certamente Vecchi, come forse voi vedete dall'immagine, non era molto competente del dialetto siciliano, perché troviamo un misto di napoletano, ma anche però veramente qualcosa proprio di siciliano c'è, picciusu, chianci, eccetera, mescolato a un napoletano vario. Qui siamo agli inizi del Seicento. Nel 1641 uno scrittore di varie cose, non saprei che titolo dargli, Athanasius Kircher, già parlava di un famoso ritmo siculo detto ottava siciliana, come potete leggere, quindi un famoso ritmo siculo detto ottava siciliana. La fortuna di queste ottave siciliane, quindi queste siciliane, noi la continuiamo a vedere nel Seicento. Io vorrei ricordarvi, prima adesso del nuovo intervento musicale, che queste ottave siciliane hanno anche una caratteristica a volte, che è la presenza di un ritmo musicale preciso. Dico, per chi conosce un po' le cose della musica, una misura in 6 ottavi, in 12 ottavi, una misura composta, che ha avuto pure grande fortuna. Quindi quando noi diciamo siciliana intendiamo due cose: intendiamo o questa ottava in dialetto siciliano che viene dai cantastorie, o intendiamo un ritmo in qualche modo. Se voi tornate a casa e avete tempo e voglia, potete cercarvi su YouTube, per esempio, Bach siciliana o siciliano, come compare più frequentemente, che è un tempo di una sonata per flauto trascritta per i più vari strumenti, che è una delle musiche più belle che sono mai state scritte. Siciliano non ha niente a che fare con la Sicilia, se non la presenza di questo ritmo composto che a volte c'era nelle ottave siciliane. Adesso il secondo intervento è un intervento che Giussi Costa farà da solista, ci presenta 3 ariette che sono state pubblicate nel 1618 in un libro che ha avuto grandissima fortuna, tanto da essere ristampato in un tempo in cui era rarissimo, insomma, la ristampa ben 3 volte. Dell'autore non sappiamo niente, si chiama Giovanni Stefani o Steffani, come alcuni dicono. Non sappiamo neanche chi ha scritto queste ariette siciliane. Ecco, fatto sta che lui pubblica un libro di musica intitolandolo Affetti amorosi,
canzonette a una voce sola poste in musica da diversi. Non ci dice chi sono questi diversi compositori, non lo sappiamo. Con la parte del basso, cioè la tastiera che accompagna, e le lettere dell'alfabeto per la chitarra spagnola, con 3 arette siciliane e 2 villanelle spagnole. Quindi, che significa? Dal 1552 madrigali a più voci, 5 voci, avete sentito, accanto alle forme polifoniche abbiamo queste ariette che in realtà nascevano, queste ottave siciliane in dialetto, che in realtà nascevano per essere accompagnate dalla chitarra. Quindi sarebbe bello in un'altra occasione ascoltarle con la chitarra. Adesso le ascoltiamo con il registro del clavicembalo che realizza la parte del basso continuo. I testi man mano li facciamo scorrere e appunto vedete amante stegnato, amante celato e poi la terza che ascolterete, che sono veramente molto interessanti e ci danno proprio l'idea di quello che è il tema di queste ottave siciliane, che è sempre l'amore deluso, l'amore infelice. Lascio lo spazio a Giusy Costa e a Giorgio Miniri. sente il popolano? Si sente il popolano forse non tanto nella musica quanto nel testo. Allora voi vi sarete accorti che c'erano gli ultimi 4 versi che Giusy non ha cantato, perché in realtà in questo tipo di ottava siciliana gli ultimi 4 versi ripetono la melodia dei primi, quindi in questo caso sarebbe come una specie di ritornello con le parole cambiate, quindi nell'esecuzione è stato messo. Siamo nel 1618 con quello che voi avete ascoltato, adesso andiamo un po' più avanti e siamo a Messina, qui lo sappiamo bene,
negli anni della rivolta antispagnola, quindi 1674-1678. Abbiamo al Duomo due compositori, un vice maestro di cappella che si chiama Filippo Muscari e un maestro di cappella che si chiama Vincenzo Tozzi. Il primo è probabilmente un messinese, il secondo invece era stato chiamato da Roma apposta, quindi pagato profumatamente per diventare maestro di cappella e quindi portare la sua fama in città. Che cosa strana pensare un maestro di cappella della cappella senatoria del Duomo, che quindi scrive musica sacra, scrive un repertorio il più raffinato e colto possibile, che invece accanto a questo coltiva parallelamente un repertorio in dialetto siciliano. Infatti qui vedete due canzonette siciliane che non sono state stampate ma si trovano manoscritte, una nell'archivio della Cattedrale di Malta e l'altra invece nell'archivio di Stato di Venezia, dove c'è un manoscritto che contiene ben 13 arie in dialetto siciliano, di cui 3 attribuite a Vincenzo Tozzi. Io non ho il tempo di leggervi il testo, spero che voi nel frattempo l'abbiate letto, ed è veramente carino. Questo amore infelice, però con queste espressioni veramente popolari, veramente, poi questo fimmini, focu, insomma molto particolare. Quindi i maestri di cappella che scrivono canzonette siciliane. E se guardiamo il giornale di Messina, cioè il giornale, proprio la cronaca della rivolta antispagnola, troviamo una frase: il 9 dicembre 1675, l'anno in cui muore Vincenzo Tozzi, avuta notizia che l'armata francese era partita da Tolone per recare aiuti a Messina, grande fu l'allegrezza del popolo e la sera non si sentiva altro per le strade che musiche serenate con chitarre e altri strumenti e cantare della nostra gioventù molte belle ottave siciliane che piacciono tanto a questi signori francesi. Quindi i festeggiamenti per i francesi sono con le musiche in strada accompagnate dalla chitarra e queste ottave siciliane che piacciono anche ai francesi. Sono maestri di cappella Muscari e Tozzi, e in effetti se noi andiamo a guardare gli elenchi di quelle che sono le composizioni date musicali date alle stampe, per esempio gli elenchi che riporta Pitrene sui saggi, troviamo davvero tante composizioni musicali per la devozione, quindi da fare in chiesa, non musiche liturgiche, non sono dentro la messa, ma musiche devozionali, no? Da fare in chiesa per varie ricorrenze, canzunetti per la devozione dell'Arcangelo Gabriele, di questo, di quell'altro, ce ne sono davvero tante, quindi inserite dentro quelle che sono le funzioni religiose. A Messina nel 1635 c'è un gesuita che si chiama Erasmo Marotta, che appunto è al collegio dei Gesuiti e dirige il collegio dei Gesuiti per qualche tempo, che ci ha lasciato una di queste canzoni sacre in dialetto siciliano. Ed è interessante considerare, lui si chiama appunto Erasmo Marotta, questa è una Santa Maria, lui scrive sopra un'aria siciliana. C'è stato un musicologo palermitano, Paolo Emilio Carapezza, che essendo anche cultore di musica popolare ha individuato esattamente qual è questa aria siciliana che c'è dentro questa musica sacra del 1635, che è un canto della vendemmia della zona delle Madonie, quindi perfettamente identificato. Allora diciamo che a noi manca quello che invece in altri paesi hanno fatto, per esempio questa scoperta di tutta la musica popolare con tanto di titoli, di pezzi, di brani che c'è dentro Chopin, no? Autore che noi pensiamo
come dire, massimo della raffinatezza da salotto, eccetera, e che invece è intriso nel senso vero, cioè gli etnomusicologi polacchi hanno individuato, hanno detto queste battute sono di questa ninna nanna popolare, queste vengono da questo canto della zona di eccetera eccetera. Quindi questo, se ci fosse più attenzione per questa identità o questo sconfinamento continuo tra i due repertori, sarebbe possibile farlo anche per le musiche siciliane. Quindi il dialetto siciliano nelle chiese, ma il dialetto siciliano anche nei teatri. Abbiamo nominato prima Vincenzo Tozzi, questo Vincenzo Tozzi che appunto essendo maestro di cappella della Cappella Senatoria, no? Aveva anche altri ruoli chiave, cioè collaborava con tutte le accademie messinesi pur non essendo lui un accademico, e faceva rappresentare opere in musica a teatro. Quello che voi vedete e che è veramente tanto carino come testo è anzi sono due intermedi in musica che vengono fatti come divertimenti per gli accademici della Fucina, ma vengono eseguiti a teatro come allora si faceva. Quindi c'è il libretto a Monaco di Baviera che attesta questa esecuzione, 1650, Teatro alla Munizione. Perché si chiama I Pasticceri? Perché ci sono 4 personaggi popolari, sono 3 uomini, un napoletano, un fiorentino, un veneziano e una siciliana, per la verità proprio palermitana, che si chiama Rosa. I 3 ruotano intorno a lei e lei è veramente una popolana, con questi versi che io da qua appunto non riesco a leggere, li dovrei prendere, ma che davvero sono tanto carini e spero che voi possiate leggerli da là. E soprattutto se riesco a trovarli. Allora, no, li ho presi, non ce li ho io. Allora, eccoli qua. Troppo femmina scontenta, triulusa, tinta e vili, cui per fare la fidili d'un amanti s'accontenta. Io non sogno di stumuri, dugno intesa a tutti quanti, si taliano talivo, eccetera, eccetera. E poi c'è il duetto, poi c'è proprio un duetto a 2, no? E lei dice, lei che sta duettando con un altro, dice: chi sti amanti, chi sudduri, quando spenneri si tratta, vogliono andare a caccia fatta, franchi, liberi e sicuri. È usanza troppo ria chi fughiano l'amanti senza li puntanti trasicari la nostra mercanzia. Quindi mi pare molto carino. E pensate appunto questo meritava di essere letto sempre nell'ottica di questa identità tra musica colta e musica popolare. Teatro alla Munizione, gli accademici della Fucina, cioè pensate, questo è il pubblico e questi sono i divertimenti. Lui per la verità si scusa nell'introduzione, dice: non avrei voluto farla stampare questa cosa perché non sono sicuro dell'esatto dialetto, perché in 2 città che sono Venezia e Firenze non ci sono mai stato, quindi mette le mani avanti, dice: se non è esatto il dialetto scusatemi, eccetera. Ma questo dialetto cantato com'è? Come funziona il dialetto cantato? Allora, abbiamo un palermitano che nel 1699, lui è un avvocato, un accademico, un poeta, nel 1699 scrive un trattato sul modo di pronunciare. Sul modo di pronunciare l'italiano nelle rappresentazioni, nel canto, eccetera. Lui da siciliano dice: i peggiori nella pronuncia sono i siciliani e i calabresi, ma i siciliani hanno in più una presunzione che non glielo potete dire che pronunciano male, perché loro dicono: noi siamo quelli della corte dei Normanni, da noi è nato l'italiano, quindi non glielo potete dire. Però lui specifica, dice: hanno il vizio di cambiare nd in nen, mundu
il Munnu, per esempio, di allargare tutte le O, eccetera, eccetera. Quindi 1699 lui ci spiega abbastanza chiaramente quelle che sono le difficoltà di un siciliano nel cantare, ma anche nel recitare in teatro. Facendo un salto cronologico, ma restando sempre nel filone dei maestri di cappella, arriviamo all'Ottocento, arriviamo al più famoso maestro della cappella senatoria, e cioè Antonio Laudano. Se c'era un uomo di potere nella musica nell'Ottocento, quest'uomo di potere era Antonio Laudano, perché occupava tutti i punti chiave, i posti chiave della vita musicale messinese. Lui era maestro di cappella, però era direttore della musica, dell'orchestra, prima al Teatro La Munizione e poi al Teatro Vittorio Emanuele. Poi faceva parte delle accademie, poi, insomma, non c'era un posto dove Antonio Laudano non avesse, come si dice, una posizione apicale. Allora c'è una cosa di Antonio Laudano che mi piacerebbe tanto vedere e che invece nessuno di noi riesce a trovare, e cioè questa raccolta che ha questo titolo proprio così bello, così suggestivo: Serate musicali al Faro, stampata da Ricordi, e quindi a Milano, nel 1844. Non abbiamo più questa stampa, quindi queste 12 romanze per voce e pianoforte noi non le possediamo. Però devo dire, io sono fortunata perché mio marito sul mercato antiquario ha comprato il manoscritto della canzone siciliana, della romanza, che adesso Giussi Costa vi farà ascoltare, quindi l'abbiamo riesumata, insomma, dal niente, e possiamo ascoltarla. Sono tutte queste romanze dedicate a nobili messinesi. Infatti questa è per la principessa di Patti, Eleonora Paratore, ma poi ce ne sono delle altre per il tenore Matteo Salia, che è quello che ci ha lasciato i rendiconti del Teatro Vittorio Emanuele. Quindi sono tutte molto interessanti. Purtroppo non le conosciamo, ma conosciamo questa, che diventerà poi un classico perché sarà musicata un'infinità di altre volte. È sul testo dell'Abate Meli, Occhiuzzi Liuri, anche qua una volta musicata Occhiuzzi, una volta Ucchiuzzi, però il testo è ovviamente sempre fedele a quello che è l'originale di Meli. Adesso Giussi Costa e Giorgio Midiri ce la fanno ascoltare.
Io cerco il testo di, vediamo se, ecco, io cerco il testo qui nei miei appunti per farvi notare, questa è proprio una romanza da salotto, può piacere, è molto carina, molto, insomma, raffinata, non una romanza da salotto, però linguisticamente è di un estremo interesse, perché c'è una parola francese, non so se l'avete notata, charme, c'è questo charme, e poi c'è un'altra parola che io ho dovuto cercare sul vocabolario perché non capivo che cosa potesse significare, sul vocabolario siciliano, che cosa significasse. È una parola che sta, ormai del tutto desueta, che sta a indicare le palpebre socchiuse, quindi quando tu mi guardi con questa palpebra, così con questi occhi, io sono estasiato, eccetera. Quindi, insomma, vedete, proprio il dialetto vero, profondo, che non conosciamo più, che non frequentiamo più, unito al francese delle romanze da salotto. Le romanze da salotto in dialetto siciliano hanno una grandissima fortuna, veramente una grandissima fortuna. Ce ne sono un'infinità, al punto tale che nel 1891, in occasione della esposizione nazionale che si fa a Palermo, Tina Whittaker dà l'idea e organizza un concorso nazionale per la canzone siciliana, in dialetto siciliano. Perché loro partono da un'idea, perché Napoli deve avere fuorigrotta? Noi piedigrotta, noi dobbiamo avere la nostra canzone siciliana. E quindi, come vedete, se ne pubblicano un'infinità di canzoni siciliane. Pubblicano canzoni siciliane anche autori insospettabili come Gino Marinuzzi, come Mulè, per esempio, che non a caso erano stati allievi di Favara in conservatorio, perché Favara insegnava composizione. Mi piace ricordare che nel 1905 anche Messina si mette in proprio, perché Messina sempre deve essere originale, no? Rispetto a Palermo. Quindi a Messina un tale Contursi, che aveva un negozio di musica, che era un napoletano, eccetera, fa il primo concorso per la canzonetta siciliana. E chi lo vince? Lo vince il compositore a cui abbiamo intitolato recentemente una strada a Santo Stefano Briga, che è Salvatore Arnaud, e vince con una canzonetta siciliana che proprio mi veniva in mente l'altra sera, che si chiama Ucammarotu. Mi veniva in mente quando ho sentito la poesia di Maria Costa, perché evidentemente era proprio un tipo che si incontrava per strada, il cammaroto che arriva, eccetera, eccetera. Quindi c'è una letteratura su questo cammaroto, no? 1905. Ma nel 1905 era già nata, era stata rappresentata questa cosa che aveva fatto nascere l'idea di un incontro sul siciliano nella musica, e cioè al Teatro Costanzi di Roma nel 1890 era stata rappresentata cavalleria rusticana. Questa cavalleria rusticana è nell'immaginario collettivo come la cosa siciliana per eccellenza. C'è da dire che effettivamente è l'unica opera in assoluto che ha un pezzo in siciliano, ha un'aria in siciliano. Non ci sono altre opere in tutta Europa che abbiano un pezzo in dialetto. C'è Tosca che ha una cosa, e in dialetto siciliano c'è solo questa. Ma è interessante considerare che Mascagni non l'aveva prevista
questa siciliana che viene cantata a sipario chiuso, numero 1 dell'opera. Proprio lui non l'aveva affatto prevista, non era nei suoi piani, tanto è vero che poi la dà all'orchestra e al direttore all'ultimo minuto da cantare. Perché gli viene in mente di inserirla? Perché lui frequentava un calabrese che si chiamava Giacomo Zerbi, che scriveva poesie in dialetto. Allora una gli piacque e disse: adesso cambio il nome e la metto. E in effetti all'ultimo minuto, no? Un po' come succede con Verdi, con La donna immobile, che all'ultimo, mentre ci sono le prove, dà questo pezzo a sorpresa. Così lui dà a sorpresa questa siciliana che tutti noi conosciamo. Ma questa siciliana, che tanto siciliana non è. Tanto è vero che i giornali del tempo dicono che la vera caratterizzazione siciliana gliel'aveva data il primo interprete, che era un palermitano, un tenore palermitano, Roberto Stagno, il quale, essendo veramente siciliano, l'aveva aggiustata perché in siciliano non era. Allora, come si chiama questa lingua che finge di essere siciliano? È un po' un italiano basso, è stata definita un italiano basso, cioè un italiano che vorrebbe dare il colore, il sapore di qualcosa di popolare, però assolutamente popolare non è. E allora possiamo forse unire a queste esperienze di Mascagni anche le esperienze di Camilleri, di Andrea Camilleri, con certi libretti d'opera che sono stati poi musicati da Marco Betta e che uno abbiamo anche visto rappresentato a teatro, che hanno questi termini dialettali ma non sono siciliane vere, cioè sono una imitazione del siciliano per una più larga circolazione. Infatti anche le altre cavallerie rusticane, perché non c'è solo quella di Mascagni, non hanno assolutamente niente di dialettale, ce ne sono 4 cavallerie rusticane e solamente questa siciliana che voi vedete. Vorrei arrivare all'ultimo brano, che invece è molto interessante e che ci riporta all'inizio, e cioè a come la musica popolare viva adesso solo nella musica colta e come la lingua può essere una patria. Nel 2021 è stato commissionato dal Teatro Bellini di Catania un lavoro a Giovanni Sollima, che lo ha realizzato servendosi del testo di un giornalista della Sicilia che si chiama Filippo Arriva. Il brano in questione è uno Stabat Mater, una rivisitazione in dialetto siciliano dello Stabat Mater medievale di Jacopone da Todi. Ma dire rivisitazione non è il termine esatto, perché qui veramente, se voi andate anche un po' a guardare le cose che sono un po' su internet, proprio Giovanni Sollima dice il punto di partenza è stata la lingua, no? È stata la lingua ha fatto nascere l'ispirazione musicale, perché la lingua siciliana nell'idea del giornalista, ma anche scrittore, lavora per il teatro, per la televisione eccetera, arriva, è quello che proprio la lingua siciliana antica è depositaria di storia, la nostra storia è nella lingua. Dire rivisitazione di questo Stabat Mater è un termine forse non appropriato, nel senso che è un'opera completamente nuova che prende spunto da quella che è l'immagine della Madonna con il figlio morto, ma poi è una costruzione sia musicale che testuale completamente nuova. Giovanni Sollima, per rendere questo senso dell'arcaico, ma anche questo senso, per usare un termine che usava Alberto Favara,
l'infinito, no? L'infinito nel senso che non ha spazi temporali, inserisce nell'opera uno strumento che se qualcuno ha curiosità può venire giovedì alla Filarmonica Laudamo a sentire il concerto, che è il theremin, uno strumento, uno dei primi elettrofoni che si suona senza toccare lo strumento, non solo con e poi come solista la voce di un controtenore, cioè quanto di più innaturale nel campo della musica strumentale e nel campo della musica vocale. Innaturale per dire fuori dal tempo e insieme depositario del tempo. Questa esperienza è poi continuata con quest'anno un'altra opera sempre di Giovanni Sollima e di questo Filippo Riva, che è una sacra rappresentazione catanese del 1475 che è stata rimusicata, quindi con parti cantate e con parti recitate. Quindi questi due autori ci dimostrano come ancora la musica popolare e il dialetto siciliano, la lingua siciliana, sono fonti vitali per la musica. Questo Stabat Mater si conclude con una ninna nanna, che è una cosa bellissima anche dal punto di vista del testo. Infatti ve lo leggerà prima di cantarlo Giusy Costa, che oggi ha veramente delle fatiche. Io l'ho commentata con un'immagine di Antonello Vergini, che è la Madonna con il bambino dormiente, che mi sembra veramente dia il senso di questo testo. Ninna nanna, ninna o, chi stu figlio s'addurmò al leggio, come un ciuri di ciliegio, s'addurmò fino fino, come un petalo di gelsomino. Chi stu figlio s'addurmò, con un ciauro di aranci, stu figlio che non chianci, ninna nanna, ninna o, di la mamuzza so, caluteni, scittu, scittu, caluteni, scittu, scittu.
interpreti eccezionali. Quindi grazie per essere stati con noi, per questa vostra attenzione, e continueremo le nostre ricerche sull'argomento. Arrivederci, buona serata a tutti.